Com'è andata a Levi fra le note? La situazione è molto bella, dalla torre medievale il terrazzo di fianco è molto raccolto e quindi la situazione ideale per il nostro genere di spettacolo. Infatti siamo stati molto a nostro agio, molto ascolto e atmosfera davvero intima e raccolta che, ripeto, è l'ideale per la canzone d'autore. Dare dignità ai tuoi giorni. Ma come si nasce batteristi? Ma per me è stata una passione fin da ragazzino più che da bambino, ho iniziato abbastanza tardi. La mia fortuna è stata che, pur non sapendo suonare nessun altro strumento, mi è capitato di avere abbastanza orecchio, per cui quello che cerco di fare anche nella nostra band è non suonare per me, ma suonare per il brano. Ma al basso mi tengono qua nel gruppo per bontà, perché un po' per l'età, un po' per sono scarso, però no, è un'esperienza bellissima. Al basso è lo strumento, diciamo così, meno appariscente, ma diciamo è quello che fa, diciamo, lega la parte ritmica alla parte armonica e quindi, diciamo, ha il suo ruolo. Ci vuole tantissimo affiatamento, anche perché spesso il tempo che abbiamo è poco per fare questo lavoro. E quindi, al di là dei livelli tecnici, dei virtuosismi, come dicevano loro, quello che è importante è che ci sia questa intesa per poter arrangiare e andare tutti il più possibile velocemente nella stessa direzione. Portiamo avanti un repertorio interamente originale, io scrivo le canzoni, le propongo al gruppo e poi ognuno ci mette del suo nel comporre insieme agli arrangiamenti, e questo è la cosa che poi lo rende bello, lo rende originale, credo unico e anche abbastanza amalgamato il nostro suono, e spero piacevole per chi lo ascolta.